sono Michela Cellamo e sono un medico chirurgo oculista e lavoro all'ospedale Careggi di Firenze. Qual è l'aspetto più sorprendente, impattante che è emerso da questa mattinata? Allora, sicuramente l'aspetto di altissima specializzazione che ha ormai raggiunto questa banca degli occhi, sia in termini di risposta proprio attiva alle richieste dei chirurghi, tanto che la Banca degli Occhi di Venezia rappresenta un po' il riferimento per tutta Italia e non solo per l'approvvigionamento di quelli che possono essere i tessuti che rispondano meglio alle esigenze chirurgiche, ma soprattutto anche a tutta la parte di ricerca che devo dire ci è stata illustrata ed è stata davvero sorprendente. Qual è il vantaggio di queste nuove tecniche di chirurgia corneale? Abbiamo parlato di DIMEC, abbiamo parlato del nuovo fronte delle lamellari. Dal punto di vista della tua esperienza di chirurgo? Allora, sicuramente il vantaggio è estremo. Innanzitutto per un paziente sottoporsi ad una DIMEC o ad una DSAEC vuole dirsi prima di tutto magari sottoporsi anche ad un intervento di durata minore e questo da un punto di vista puramente pratico e anche con tempi ridotti. E poi da un punto di vista invece clinico assistenziale questo vuol dire ridurre di gran lunga tutto quello che è poi la parte che segue a un trapianto di cornea. Sappiamo che infatti DIMEC, DSAEC riducono di molto ovviamente quello che può essere tutto il rischio legato anche essenzialmente ai rigetti. E per un giovane chirurgo invece qual è l'aspetto più difficile, la sfida di questo tipo di chirurgia anche corneale? Ma sicuramente parliamo di tessuti che hanno dimensioni veramente, parliamo dell'ordine di micron. Sicuramente oggi il fatto di fare tantissima chirurgia ha consentito un po' di standardizzare queste tecniche e quindi anche per noi diventa più semplice. Certo, la vera sfida sicuramente sarebbe quella di riuscire a standardizzare nel miglior modo possibile queste tecniche che oggi, come si è visto ora dalle casistiche che sono state mostrate, ha quasi un po' completamente soppiantato la vecchia cheratoplastica perforante per quel che riguarda alcune patologie.